Risultato eccezionale per Cavarzere che con il progetto Social Housing per Cavarzere, insieme alla città metropolitana di Venezia e ad altri 4 comuni, si è classificato al quarto posto del Veneto, 87° a livello nazionale, nella graduatoria del Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare, che ha come fine ultimo il sostegno alla coesione sociale mediante la riduzione del disagio abitativo e culturale. Sono giunti anche i complimenti e ringraziamenti del sindaco di Venezia Luigi Brugnaro a tutti i 10 comuni coinvolti nei 3 progetti che si sono classificati in graduatoria per un finanziamento complessivo di 45 milioni di euro. La prima proposta della città metropolitana di Venezia, che conteneva i progetti dei comuni di Cavarzere, Dolo, Stra, Pianiga e Fossò, era quella relativa alla riqualificazione del patrimonio edilizio pubblico, con particolare riferimento all'edilizia residenziale pubblica, tema centrale del bando nazionale. È una grande soddisfazione, afferma il sindaco Henry Tommasi. Ci abbiamo creduto da subito, considerando che Cavarzere ha un enorme patrimonio di edilizia pubblica sul quale sono necessari importanti interventi di recupero. Alcuni sono già stati avviati grazie a questa amministrazione, ma è evidente che un finanziamento di queste proporzioni, che riguarda particolari categorie di cittadini come anziani e giovani, è veramente un grandissimo risultato. Non era il classico bando in cui alla fine i soldi vengono distribuiti a tutti, ma un vero e proprio concorso con un'alta commissione che giudicava i progetti. Devo ringraziare la città metropolitana, tutto il settore comunale del governo del territorio e il dirigente, architetto Federico Pugina, che ha coordinato tutta l'operazione in tempi strettissimi. Ora, in base al protocollo sottoscritto, cercheremo di capire la distribuzione del finanziamento che in ogni caso coprirà i 2.600.000 previsti per gli interventi. Se non avessimo partecipato al concorso insieme alla città metropolitana, non avremmo mai avuto un'opportunità del genere, chiude Tommasi. Per questo in giugno avevamo approvato in Consiglio un ordine del giorno nel quale si chiedeva al governo di finanziare per la rigenerazione anche i comuni sotto i 15.000 abitanti. Soddisfazione anche per l'architetta Katia Papparella, assessore all'urbanistica, che con questo progetto chiude un ciclo di provvedimenti sull'adeguamento della strumentazione urbanistica del comune al tema del contenimento del consumo del suolo, come sono stati la variante ALPAT e il nuovo regolamento edilizio. Inoltre il comune di Cavarzere si è anche aggiudicato un contributo dalla Regione Veneto di 4.000 euro per finanziare la variante al piano degli interventi relativa alla legge Veneto 2050.